Bentrovati amici telespettatori di Caffè 24 per una nuova puntata di Pausa Caffè. Iniziamo con le mostre. Prosegue fino al 21 marzo, presso il nuovo spazio espositivo Giardino Angorà di San Donà di Piave, la mostra di Manuel Giacometti. Continua la mostra fotografica 4+, presso l'ex scuola Manin di Cassavio. La mostra rimarrà aperta fino al 15 aprile con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Passiamo con gli appuntamenti. Giovedì 28 marzo, consueto appuntamento con i pomeriggi della biblioteca. Titolo di questo pomeriggio: Coniglio in latina, a cura di Lauro Bertolussi. Ricordiamo che è un laboratorio creativo per i bambini dagli 8 ai 12 anni. Per iscrizioni contattare la Biblioteca Comunale di San Michele al Tagliamento in via Piave 2 telefonando al numero 0431 50 020 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comunesanmichele.it. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, sabato 30 marzo Sand Extreme Challenge, Bibbione Beach Motor Race, gara di motocross in coppia solitaria in spiaggia Bibbione nell'arenile di Piazzale Zenit. Partenza prima manche alle 18:30, seconda manche alle ore 21. L'amministrazione comunale di Caorle e la fondazione Caorla Città dello Sport, in collaborazione con associazioni sportive locali e sponsorizzazione di Banca Unicredit, organizzano la 17ª edizione dei Giochi di Primavera all'insegna dello slogan "Avviciniamo giovani e genitori alle attività sportive". Gratuitamente si potrà imparare a giocare a golf, ad andare in barca vera, vogare alla veneta, a tirare con l'arco, ad andare a cavallo, fare atletica e giocare a tennis. Per maggiori informazioni su modalità, giorni e orari, visitate il sito www.comune.caorle.ve.it e accedete alla sezione News ed Eventi. Arte Choc torna a Jesolo dal 28 marzo al 1 aprile in piazza Mazzini e dalle 10 alle 22 si potranno passeggiare nella mostra mercato dei dolci prodotti della fantasia, apprezzando conseguentemente la professionalità dei maestri cioccolatieri. Spaccati alle nocciole, mandorle e noci, cunesi al rum, cioccolate di Modica, maxi cremino alla nocciola e gianduia, torroni, cioccolatini, caffetterie di cioccolato fondente, servizi di tazzine da caffè al cioccolato bianco. Per gli amanti del bricolage troveranno attrezzi di ogni genere, dal cacciavite al bullone, tutto rigorosamente al cioccolato. Con questa notizia cioccolatosa Pausa Caffè finisce qui. Vi ricordo che potete seguirci su Facebook o su Twitter, oppure potete chiamarci allo 0421 74 674 oppure scriveteci a redazione@caffè-tv24.it. Buona continuazione con i programmi di Caffè 24.